Tando buonasera a totus e benevenidos a custu attobiu, a su terzu de unu ciclu de seminario de traduzione concordau de Assemblea Nazionale Sarda, a manera particolare dae sa trumma, dae s'assemblea settoriale Limbas. S'attobiu de oe, chi si nadat Limba Sarda e Giustizia, Deretos, Barrancos e Prospettivas, at a tenne naturalmente sa punna de valorare su sardu, promuovendo s'impreu in cale si siat cuntestu culturale e professionale. A manera particolare oe amus a faeddare de su sardu in su campu giuridicu e, cricaus amus a cricare de affrontare sa relazione cumplessa intra de sa limba sarda, de sa giustizia e de sos deretos. E custu est una chistione de importu mannu, po cumprendere comente su sardu podet e depet intrare finzas in su sistema giuridicu. S'attobiu de oe, sa settoriale de Limbas, dat concordadu cun su Consigiu de s'Ordine de sos Abogados de Casteddu. Torrau gratias a s'Ordine po custa sensibilidade manna, ans l'arregordo a totus ca ans è sempre a disponimentu cun cale si siat gruppu, organizzazione, istituzione, assoziu po organizzare fainas de importu comente custa. Tando s'Ordine cunsidera de importu custa conferenzia e reconnoschet po sos abogados chi lu cherent unu creditu duos creditos. Bos isprico a manera veloce cale est sa procedura chi amus a impreare. Intantu sos abogados chi sun presentes e cherent custu riconoschimentu depent intantu iscriere su numene, su Zambenau e su foro di appartenenza in sa chat de custa piattaforma, nome, cognome e foro di appartenenza. E poisi in sinteris de sa conferenzia io appo fare una pregunta, farò una domanda e sa rispusta a custa pregunta sarà deper iscriere in una mail e s'at a mandare custa mail cun su numene, torra su numene, su Zambenau e su foro de appartenenza cun sa risposta a info@assembleasarda.org. Domando mancare che qualcuno de ans chi est collegadu de torrare l'api iscritto in sa chat, ma mancari chi est intradu como non lu bidet, info@assembleasard.org. Degando geo appo a faere sa pregunta, s'at a tenere 20 minutos de tempus po mandare custa mail. Poi at a esse cura s'at a essere in curu de Assemblea Nazionale Sarda e de sa Consiglio de s'Ordine de sos Abogados certificare, insomma, si ponere in contatto e ingolle custo datos. Tando fui nando sa conferenzia de oe, po ispricare sos temas chi amus presentau, amus a tenne tres espertos. Su primu est dottor Enzo Bonesu, chi est abogadu de su Tribunale de Casteddu e amantiosu de sa disciplina de deretu processuale penale e deretu penitenziariu in s'Universidade de sos Istudios de Casteddu. Ad affoidare poisi dottoressa Cristina Puddu, chi est abogada de su Tribunale de Aristanis dae 30 annos de deretu penale e de famiglia, est indipendentista. E poi ad affoidare Antonio Ignazio Garau, chi est unu traduttore, interprete, consulente tecnico e perito linguisticu in procedimentos penales, giornalista e pubblicista. Tanto torro a narrere chi tene bisongiu, custu riferimento da pa fare dogna tantu, chi tene bisongiu de sos presentes e de sos creditos, iscriada in sa chat in noghe numene Zambenau e foro de appartenenzia e poi ad a rispondere a sa pregunta chi appa fare con sa mail a
info@assembleasarda.org. Tanto podeus cominciare, sos interventos aos intendere, sos espertos chi vos apo presentau e, appustis chi ant a finire, aus a giare unu tempus po chi callicunu cheret fàghere callicuna pregunta a sos ospites e naturalmente lu podet fàghere. Tando, già sa paraula a dottor Bonesu, su titulu de s'interventu suo est sa limba sarda in sos labirintos processuales, dae sas garanzias europeas a sas dudas applicativas italianas. La lingua sarda nel labirinto processuale, dalle garanzie europee alle incertezze applicative italiane. Arrecordo, prima de iare sa paraula a Enzo Bonesu, de istudare totu su sos microfonos, a manera chi s'intenda bene s'aughe de su relatore. Grazias. Enzo, prego. Grazie a me, grazie a me. Toro grazie ad Hans, commento al solito, e a Isabella, devo vedere in italiano, ma spero che si comprenda tutto. Allora, iniziamo dicendo, un po' anche smitizzando questo esperti che hai detto tu all'inizio, Isabella, perché in realtà questo è un ambito in cui sostanzialmente, almeno dal punto di vista degli studiosi del processo penale, non esistono esperti. Forse Cristina possiamo dire che è la più esperta, ma non dico in Sardegna, dico proprio a livello di Stato di Repubblica Italiana, perché la giurisprudenza che si è creata su questa materia è veramente, veramente poca. Quindi ci stiamo muovendo su un territorio quasi inesplorato. Questo perché le questioni linguistiche nei procedimenti giudiziari finora sono emerse soprattutto con riferimento alla partecipazione nel processo penale, che è il processo di cui io abitualmente mi occupo, di soggetti che o non conoscono o non padroneggiano pienamente la lingua del procedimento. E in effetti la normativa internazionale, la normativa dello Stato italiano, si concentra soprattutto su questi soggetti e sul riconoscimento a questi soggetti, ove rivestono la qualità di imputati, di particolari diritti. La base è l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che da un lato sancisce il diritto dell'imputato di essere informato nel più breve tempo possibile, dice una norma, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa che viene formulata a suo carico, e dall'altro sancisce sempre questo importantissimo articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo il diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o se non parla la lingua che viene usata nel processo. Quindi viene, per i soggetti che non comprendono la lingua del processo, stabilito un diritto all'assistenza linguistica che viene considerato un presupposto del cosiddetto giusto processo. Il giusto processo è il processo equo, il processo che è pienamente rispettoso dei diritti difensivi dell'accusato. Questo perché solo la piena comprensione dell'accusa che viene posta consente un esercizio effettivo e pieno dei diritti difensivi. In un certo senso potremmo dire che il diritto all'assistenza linguistica è un metadiritto, perché è un diritto anche all'interno dell'Unione Europea
sostanzialmente quello che ha stabilito per lo straniero la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo lo stabilisce anche il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che prevede delle norme di tutto simili, e sono state, in attuazione di questi principi, quindi del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, anche previste delle direttive, la 64 del 2010 e la 13 del 2012, con cui l'Unione Europea ha dettato delle norme che stabiliscono degli standard minimi per le traduzioni, stabiliscono che devono essere gratuite, rendono obbligatorio il fatto che all'accusato devono essere sempre tradotti gli atti in maniera comprensibile, che fin dal primo momento in cui entra a contatto con Sa Giustizia, quindi con un processo, gli devono essere dati subito in maniera comprensibile tutte le informazioni sui suoi diritti procedurali, quindi anche il diritto alla traduzione. Questo articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che abbiamo visto essere stato trasposto anche nel Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, ha trovato ingresso anche nell'ordinamento italiano nell'articolo 111 della Costituzione, che sostanzialmente lo riprende pari pari, perché è una norma che dice che deve essere assicurato all'imputato un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Questa è l'impostazione di massima per coloro che subiscono un processo e non capiscono o non padroneggiano la lingua italiana. Su questa disciplina effettivamente si è dibattuto per decenni, c'è stata molta giurisprudenza. Tradizionalmente diversa è invece la questione del riconoscimento per il cittadino che appartiene a una cosiddetta minoranza linguistica e che pertanto presumibilmente conosce, almeno capisce, la lingua ufficiale dello Stato, del diritto di questo soggetto di utilizzare la propria lingua nelle attività del processo. Si tratta qua, mentre il primo diritto, quello previsto per lo straniero, è strettamente connesso al diritto di difesa, io devo capire, perché non conosco quella lingua, di che cosa mi si sta accusando. Questa seconda gamma di diritti riguarda invece un altro aspetto, cioè la tutela, che ha anche una protezione nell'articolo 6 della Costituzione italiana, del patrimonio culturale di un determinato gruppo etnico o sociale. Quindi sono norme che vengono in primo luogo dettate per questa finalità e quindi prescindono dal fatto che il membro di questa minoranza linguistica conosca o meno la lingua ufficiale dello Stato. Intendiamoci, io parlo di minoranza linguistica, ma poi in realtà sappiamo benissimo, mi scuserete, ma sappiamo benissimo che in certi contesti la minoranza è la maggioranza. In Sardegna parlare del sardo come minoranza linguistica fa oggettivamente ridere, perché non è la minoranza linguistica, è una lingua che viene parlata da 1,5 milioni di sardi, e quindi si fa fatica a definire la minoranza. Quindi io parlerò di minoranza linguistica nell'ambito sempre inteso più vasto del territorio dello Stato italiano, ok? Per intenderci. Però c'è qualcuno che ha detto, sì, ok, le norme sono in primo luogo dirette a tutelare il patrimonio culturale, però a ben vedere tutelano anche il diritto di difesa, perché non di rado, anzi molto spesso, il cittadino alloglotta, come viene detto, cioè quello che capisce anche la lingua dello Stato a cui appartiene, non di rado si trova più facilitato, gli viene anche più naturale esprimersi nella propria lingua anziché in quella che ha appreso a scuola, nelle istituzioni, guardando la televisione. Ok? Quindi è vero che la finalità di queste norme è tutelare la cultura di quel gruppo linguistico, ma di riflesso tutelano anche le garanzie difensive. Ok?
ha un riconoscimento in Italia questa tutela delle garanzie difensive nell'articolo 6 della Costituzione. Però per lungo tempo questo articolo 6 della Costituzione è rimasto sostanzialmente lettera morta, praticamente sino al 1999, e quindi quali erano quelle minoranze linguistiche che erano protette? Erano quelle che trovavano un riconoscimento o nello statuto di alcune regioni speciali o in alcune leggi regionali, se non, se abbiamo tempo lo vediamo, in alcuni trattati internazionali. Sostanzialmente c'era una situazione di tutela asimmetrica, ok? Non c'era un sistema che dentro lo Stato italiano permettesse una tutela del tedesco in Alto Adige pari a quella del sardo. Non c'è neanche oggi, però la cosa è lievemente migliorata. Esiste una tutela però europea per i soggetti che parlano lingue minoritarie? Teoricamente sì, perché c'è la Carta europea delle lingue regionali minoritarie del 1992, che è stata firmata dall'Italia, ma lo Stato italiano non ha mai provveduto a ratificarla, che sostanzialmente prevede che le autorità giudiziarie competenti su richiesta di una delle parti adottino nel processo una lingua minoritaria, che l'imputato possa esprimersi nella sua lingua d'origine e che prove e atti non possano essere respinti solo perché redatti in una lingua minoritaria. C'è anche a livello europeo una convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, che è del 1995, questa sì che è stata firmata e ratificata dallo Stato italiano nel 1997, è una convenzione che impegna sostanzialmente gli stati firmatari ad accordare ai membri delle minoranze nazionali diritti linguistici anche quando si trovano davanti all'autorità giudiziaria. Ora, sulla base di queste norme europee che proteggono le minoranze linguistiche, sono sorti in giro per l'Europa, ma anche dentro lo Stato italiano, diversi modelli di processo che rispettano le minoranze linguistiche. Ci sono realtà come per esempio la Catalogna, dove il processo è bilingue, cioè tutti i soggetti coinvolti padroneggiano le lingue di volta in volta utilizzate, parlano indifferentemente castigliano come catalano, come galiziano e via dicendo. Poi esistono, sempre sulla scorta di queste norme internazionali, dei processi monolingue nella lingua maggioritaria, che prevedono però delle deroghe per l'imputato che appartenga alla lingua di minoranza. O ancora, e questo è l'esempio, per esempio, il caso dell'Alto Adige, del processo monolingue a scelta, cioè nel momento in cui inizia il processo, l'imputato può scegliere quale lingua minoritaria adottare, che dovrà essere poi adottata per tutta quella fase giudiziaria. E infine c'è il modello del processo bilingue, che però è attuato non con gli organi giudiziari che utilizzano entrambe le lingue, ma con l'utilizzo di traduttori e interpreti. Perché si scelgono questi modelli diversi, in realtà diverse? Perché innanzitutto bisogna vedere le disponibilità di personale giudiziario bilingue, che in alcuni casi si rinviene, in altri casi non si rinviene, e anche le disponibilità economiche che consentono di utilizzare traduttori, di fare corsi di formazione e via dicendo. Quindi diciamo che sono scelte diverse, attuate diciamo in maniera diversa a seconda delle zone, che sono legate a tanti fattori. Quello che però accomuna tutte queste discipline è che la violazione delle norme processuali previste a tutela delle minoranze linguistiche generalmente provoca una sanzione processuale che è la nullità, cioè gli atti che non sono posti in essere seguendo le specifiche regole adottate in questi modelli che tutelano le minoranze linguistiche generalmente sono nulli, e quindi il giudice non se ne può servire per emanare la propria decisione, e comportano anche la nullità di tutti gli eventuali atti successivi che da quell'atto nullo dipendono. Poniamo che un soggetto
in uno di questi modelli di processo bilingue venga citato con un atto, poniamo, solo in castigliano, invece che anche in catalano, o solo in italiano piuttosto che anche in tedesco, nell'Alto Adige, tutti gli atti successivi a quella citazione in giudizio sono tutti a cascata nulli. Questa è una regola generale che non riguarda solo questa materia, ma tutti i casi in cui si parla di nullità. Quindi abbiamo delle garanzie anche dentro lo Stato italiano a intensità variabile. In alcuni posti si è più garantiti, in altri posti sono meno garantiti, e questo, diciamo, è dovuto anche alla bravura di quella comunità linguistica nel fare pressione a chi poi legifera. Forse la comunità sarda, facendo un piccolo spoiler, non è stata così brava finora. Entriamo nei meandri del processo italiano per come è regolamentato. C'è una norma che è l'articolo 109 del Codice di procedura penale, che è la norma fondamentale per questa materia. Cosa prevede questa norma? La leggo perché non la ricordo onestamente a memoria. Al secondo comma prevede che davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insidiata una comunità, una minoranza linguistica riconosciuta, attenzione, parla di minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano appartenente a tale minoranza ha diritto, se lo richiede, a essere interrogato o esaminato nella propria lingua. Quindi non di avere tutti gli atti, di esprimersi in ogni circostanza, ma solo di essere interrogato o esaminato nella propria lingua, purché si tratti di lingua riconosciuta, questo dice il 109. Attenzione. Poi la norma aggiunge anche che i verbali di quel procedimento devono essere redatti in quella stessa lingua, anche in quella stessa lingua. L'italiano non cede mai il passo nell'ordinamento italiano, devono essere redatti anche in quella stessa lingua. La disposizione poi fa salvo altri diritti previsti da leggi speciali e convenzioni internazionali, il che significa che se delle leggi speciali o delle convenzioni internazionali prevedono delle tutele più ampie, l'articolo 109 consente in quel caso che si applichino queste tutele più ampie, ed effettivamente, per esempio, per gli sloveni in Friuli Venezia Giulia, un accordo internazionale che esiste dal tempo della ex Jugoslavia prevede tutele, l'applicazione di tutele più ampie, quindi non semplicemente si ha diritto proprio alla celebrazione di processi integralmente in quella lingua, quindi una garanzia molto più ampia del 109. Poi c'è anche una norma che molti non conoscono, che è l'articolo 26 del codice di disposizione del codice di procedura penale, che dice che quando si sceglie un difensore d'ufficio, questo difensore d'ufficio, se si è fatta la scelta appunto di usufruire di una minoranza linguistica, in qualche modo deve essere un difensore d'ufficio con cui ci si può rapportare in quella minoranza, parlando quella lingua minoritaria. Ora, questa disciplina, spero di non annoiarvi troppo, se nel caso fatemi dei segni, comunque questa disciplina è retta da un principio che è il criterio della territorialità. Cosa significa? L'ha stabilito anche la Corte Costituzionale. Cioè i diritti della lingua che sono stati riconosciuti all'appartenenti a una minoranza linguistica sono sì dei diritti personali, ok? Ma possono essere, di questi diritti si può usufruire soltanto di fronte alle autorità giudiziarie che sono del territorio di insediamento della comunità medesima, cioè al di fuori dell'ambito geografico i membri di quella minoranza linguistica, quindi i sardi per intenderci, non possono far valere i diritti previsti dall'articolo 109 del codice di procedura penale che abbiamo detto. Se noi facciamo un processo, scegliamo di utilizzare la lingua sarda e lo facciamo in primo grado e in appello, purtroppo, magari mi sbaglio e Cristina potrà correggermi dopo, andando in Cassazione questo diritto non è parimenti tutelato. E sì, io ho incontrato solo una norma che prevede una eccezione a questo, che è la norma che disciplina la remissione del processo. La remissione, non entro molto nel tecnico, è un
un istituto che consente in ipotesi del tutto eccezionali, dove ci sono delle gravi situazioni locali che turbano la regolarità del processo, per esempio il pericolo di minacce nei confronti dei giudici. Pensate ai processi di mafia, no? A volte si sono tenuti anche in località molto lontane dalla Sicilia. Ecco, in quei casi c'è la possibilità, c'è una norma del codice di procedura penale che lo prevede, che il processo si svolga altrove. Ecco, quella norma, l'articolo 48 del codice di procedura penale, dice anche che le parti nel processo che si svolge altrove esercitano gli stessi diritti di cui avrebbero potuto godere nel luogo dove si sarebbe dovuto svolgere il processo. Ok? Quindi se è una minoranza linguistica, anche se il processo si fa a Perugia, perché si è spostato per questo meccanismo della remissione, che è del tutto eccezionale, però si continuerà a utilizzare la lingua. Il problema qual è? Che però spesso i processi appunto iniziano in Sardegna, ma non finiscono in Sardegna, perché si può andare, si può impugnare con ricorso per Cassazione, si può fare anche la revisione del processo. Pensate proprio a Beniamino Zuncheddu, no? Il caso che ha visto interessato Antonio Ignazio Garau. È un processo che, quello di revisione, dove si è celebrato? Si è celebrato a Roma, non poteva svolgersi a Cagliari perché chi aveva condannato Beniamino Zuncheddu era la Corte d'Appello di Cagliari, quindi ovviamente non poteva riandare nelle mani della Corte d'Appello di Cagliari. Questo è un meccanismo ovvio della revisione, non può essere lo stesso giudice, quindi il processo si deve celebrare altrove. Non ci sono però delle norme che prevedono che in quell'altrove, nella Corte d'Appello di Roma, si debbano seguire le garanzie linguistiche. Vi ho detto che l'articolo 109 però non è che parla genericamente di minoranze linguistiche, ma dice che devono essere riconosciute. Quel riconosciute sta a significare che deve essere il legislatore stesso a indicare analiticamente quali sono nel territorio italiano le minoranze linguistiche. Perché c'è stata questa scelta da parte di chi ha scritto il codice di procedura penale? C'è stata questa scelta perché altrimenti ogni volta un giudice si sarebbe dovuto porre il quesito: ma l'imputato parla una minoranza linguistica, è una lingua, è un dialetto, è diffusa nel suo territorio? No, sarebbe dovuto fare un sacco di domande le cui risposte non competono sicuramente a un giudice, ma competono di più a un linguista, diciamo, no? Quindi Antonio Ignazio avrebbe avuto un sacco di lavoro se l'articolo 109 non avesse parlato di minoranze linguistiche riconosciute, perché i giudici l'avrebbero dovuto interpretare in tutti i casi per capire: è una minoranza linguistica, è insediata, è una lingua, è un dialetto, e via dicendo. No? Quindi il legislatore ha detto: attenzione, 109 si applica solo se la minoranza linguistica è riconosciuta. Per 10 anni il codice di procedura penale dell'89, 88 mentre entrato in vigore nell'89, per 10 anni su cosa volesse dire riconosciuta nessuno ha diciamo, fornito una risposta. Diciamo che il legislatore italiano ha dormito sostanzialmente e si è svegliato nel 99 perché ha dettato una disciplina sul punto. Che cosa è successo in questi 10 anni? Che la Corte Costituzionale ha detto: le uniche minoranze linguistiche riconosciute sono quelle che sono normate o dagli statuti speciali delle regioni a statuto speciale o da altre leggi speciali o da trattati internazionali. E così cosa è successo? Che le uniche minoranze linguistiche che hanno potuto usufruire dell'articolo 109, quindi di questa garanzia nel processo penale, sono quelle sostanzialmente la comunità che parla tedesco in Alto Adige e la comunità che parla francese in Val d'Aosta, perché gli statuti speciali di quelle regioni prevedevano espressamente la co-ufficialità anche in ambito giudiziario di quelle lingue. E quindi il bilinguismo che è previsto da quegli statuti si è potuto ampliare, si è potuto attuare pienamente anche nel processo. In maniera simile è avvenuto anche per la lingua slovena in Friuli Venezia Giulia, anche se lo statuto
non parla di co-ufficialità. C'era però, vi dicevo, quel trattato di Osimo tra Jugoslavia e Italia, che prevedeva appunto la possibilità di usare lo sloveno anche per farsi tradurre le sentenze, vedo per esempio esprimersi in udienza, ricevere le risposte, le copie degli atti, via dicendo. E praticamente lo sloveno si è potuto parlare fin da subito nei tribunali del Friuli Venezia Giulia. Poi è intervenuta addirittura una legge dello Stato italiano nel 2001 che l'ha regolamentato pienamente. Al di là di queste esperienze, le altre comunità linguistiche non hanno mai praticamente usufruito dall'89 al 99 di una co-ufficialità nel processo penale, quindi della possibilità di parlare per noi il sardo nel processo. E questa è stata la situazione linguistica sarda, perché non abbiamo una norma nel nostro statuto che prevede la co-ufficialità, né tantomeno si fa riferimento a un contesto giudiziario. E quindi questo per la dottrina dice che non ci sono i presupposti per poter applicare il 109, se non c'erano i presupposti. Poi è vero che c'è la legge regionale, la 26 del 1997, che dà un riconoscimento culturale alla nostra specialità linguistica, ma non parlando dell'ambito giudiziario, ma solo dei rapporti con la pubblica amministrazione, si è ritenuto che non potesse in qualche modo essere uno strumento per utilizzare l'articolo 109. Quindi sostanzialmente, poi Cristina magari ci dirà meglio, l'accesso negli anni 90 alla possibilità di utilizzare il sardo nel processo era molto limitato, per non dire praticamente non garantito. Nel 99 c'è stata per fortuna una minima svolta, nel senso che è stata approvata la legge 482, legge dello Stato italiano 482 del 1999, che per la prima volta con cui per la prima volta il legislatore dello Stato italiano ha individuato in maniera chiara e tassativa quali sono le comunità linguistiche minoritarie presenti dentro la Repubblica Italiana. Nell'articolo 2 trovate tutto un elenco, l'albanese, il catalano, il tedesco, il greco, lo sloveno, il croato, il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano, ultimo il sardo, sarà per ordine alfabetico, però è l'ultimo di questa elencazione. Però dice quella stessa legge, per poter usufruire degli strumenti previsti per le comunità linguistiche, occorre che gli enti territoriali riconoscano che al loro interno c'è una comunità linguistica minoritaria. Quindi il riconoscimento è dato da due fattori: l'essere presenti in quell'elenco della legge italiana e il fatto che la propria comunità di appartenenza, la provincia di Oristano per intenderci, abbia con delibera sancito che quella lingua, quella variante è presente nel suo territorio. Ok? Tenete a mente questo dato, perché poi quando Cristina vi parlerà della giurisprudenza è un dato molto importante che bisogna tenere presente. Tra l'altro questa legge del 99 non parla di minoranze linguistiche riconosciute, come fa l'articolo 109 del Codice di procedura penale, ma parla di minoranze linguistiche storiche. Cioè, cosa ha fatto il legislatore? Ha detto sostanzialmente quella che io sto facendo è una presa d'atto, cioè ci sono delle situazioni linguistiche che sono radicate, storicamente confermate, meritevoli di tutela da parte della legge perché ci sono sempre state. Ok? Per questo parla di minoranze linguistiche storiche e non di minoranze linguistiche riconosciute. Poi nella pratica in realtà si è detto sono sostanzialmente la stessa cosa. Attenzione però, perché io vedo in questo parlare di minoranze linguistiche storiche
un ostacolo, per esempio, al riconoscimento della lingua sarda comune nel processo penale, perché se noi diciamo che le minoranze storiche sono quelle radicate e parlate nel territorio, forse qualcuno potrebbe dire la lingua sarda comune non rientra in questi standard, ok? Questa è una questione che non si è ancora posta, ma se noi parliamo di minoranze linguistiche storiche, io vedo un ostacolo. Forse mantenerci su minoranze linguistiche riconosciute avrebbe potuto evitare anche questo problema. Quindi nel 99 entra in vigore questa legge che introduce la possibilità quindi di parlare una lingua minoritaria nel processo, ha un uso processuale, però è rimasta sostanzialmente priva di applicazioni concrete sino al 2014, ok? E poi vedrete perché. Ma sino al 2014 sostanzialmente sembrava che a nessun cittadino appartenente alla minoranza linguistica fregasse molto di parlare la propria lingua minoritaria nel processo. Purtroppo è una triste realtà, noi tutti avremo questa facoltà, ma io sinceramente non conosco molte persone che hanno chiesto di poter usufruire di questa possibilità che pur esiste. Okay? Diciamo che sostanzialmente si è prevista una disciplina che poi vedrete che la legge, la giurisprudenza ha detto che è presidiata da delle nullità, come vi dicevo prima, che mantiene un'impostazione territoriale che sostanzialmente vale soltanto nel proprio territorio, ma anche nel nostro territorio noi sardi abbiamo deciso di usufruire pochissimo di questo strumento. Prima di avviarmi verso la conclusione, quindi i problemi, perché quella che vi ho dettato è la disciplina di partenza, su cui poi è sorta della giurisprudenza di cui vi dirà Cristina appunto. Però sostanzialmente è una disciplina che presenta, a mio modesto modo di vedere, delle problematiche di attuazione, cioè è previsto un diritto ma molto poco si è fatto per rendere questo diritto effettivamente usufruibile. La piena attuazione dell'articolo 109 del Codice di procedura penale presuppone che si creino le condizioni organizzative, cioè il diritto del cittadino alloglotta e quindi, per quello che ci riguarda, del cittadino sardo, a quel diritto dovrebbe corrispondere anche il dovere per l'autorità giudiziaria di garantire l'uso della lingua madre in udienza, predisponendo quelle che sono tutte le misure necessarie. Per fare questo occorre un intervento attivo, occorrono delle riforme che sono mancate. È stato previsto un diritto, ma mancano delle riforme per poterlo attuare. Manca, per esempio, una normativa espressa per avere un'autorità del personale giudiziario, non solo i giudici, ma anche i cancellieri, anche chi si occupa degli uffici all'interno del tribunale, che sia bilingue. Okay? Anzi, c'è un problema che riguarda proprio direttamente la Sardegna. I giudici e i pubblici ministeri spesso sono, si dice, di prima assegnazione. Questo significa che molto spesso sono persone che vincono il concorso nella penisola italiana e che, siccome non ci sono posti nel luogo dove preferirebbero svolgere la loro attività, in prima assegnazione vengono, bontà del Ministero della Giustizia, spediti in territori dove ci sono poche domande, tra cui la Sardegna in generale. Tra le zone insulari non sono particolarmente amate. Qua, per esempio, scorriamo il nome dei pubblici ministeri giovani o dei giudici giovani a Oristano, a Cagliari, a Nuoro. Cristina annuisce perché ne abbiamo degli esempi
sono magistrati italiani che sono italiani, non hanno una formazione per capire il sardo, ok? Quindi forse nella nostra realtà, se si vuole attuare subito il 109, bisogna usufruire soprattutto di interpreti e di traduttori, senza negare il fatto che bisognerebbe in realtà avviare programmi formativi per gli operatori giudiziari, giudici, pubblici ministeri, personale di cancelleria, anche avvocati, mi verrebbe da dire, per consentire di parlare il sardo come dovrebbe essere parlato in un contesto giudiziario. Anche per l'interpretariato, non si offenderà Antonello, ma c'è bisogno di un approccio organico e strutturato che in questo momento manca. Oggi i tribunali ricorrono soprattutto a contratti esterni che innanzitutto producono delle spese, dei rallentamenti, perché bisogna andare a cercare questi periti, non è facile. L'assenza di stanziamenti che siano dedicati a un servizio di interpretazione in sardo significa che questi costi gravano sul Ministero della Giustizia e che quindi questo sostanzialmente crea dei ritardi, delle inefficienze. Naturalmente sono costi che non possono gravare sull'imputato, perché sarebbe inaccettabile e anche incostituzionale per quello che è la Costituzione italiana, che l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è quello di poter utilizzare il proprio idioma, venisse subordinato al pagamento da parte dell'imputato stesso dei costi della traduzione. Questo è assolutamente inipotizzabile. Quindi io prima, per concludere questo discorso, ho pensato come si può ovviare a tutta questa serie di problematiche copiando. Abbiamo detto che dall'89 al 99 ci sono state delle realtà che fin da subito, fin dall'ingresso del nuovo codice, hanno subito usufruito dell'articolo 109 e da queste realtà noi dobbiamo sostanzialmente copiare. Perché la disciplina attuale è troppo complessa, prevede questo riconoscimento legislativo, il riconoscimento da parte degli enti locali, non abbiamo un personale bilingue, non abbiamo organi giudiziari che comprendano il sardo e quindi questa garanzia che prevede la legge del 99 è inoperante. Vi ho detto prima, qual è stata la soluzione in Trentino Alto Adige e in Val d'Aosta? La soluzione è stata quella di prevedere la co-ufficialità in ambito giudiziario fino all'ambito statutario. Ecco, quindi lo statuto sardo potrebbe fare in sede di riforma che non arriverà mai, ne parliamo io frequento l'indipendentismo da 30 anni, ciclicamente chiediamo una riforma dello statuto che però non arriva mai. Se un giorno si arrivasse, magari facendo prima una consultazione popolare, non sarebbe male inserire nello nuovo statuto un principio di co-ufficialità territoriale in cui si sancisca esplicitamente nello statuto, che tra l'altro ha valore di legge costituzionale nell'ambito dell'ordinamento italiano, che si possa parlare il sardo nei processi. Poi un altro modello, entrando ancora più nello specifico, lo troviamo nell'articolo 100 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige, che è una norma bellissima, che prevede il riconoscimento per i cittadini di lingua tedesca di usare la lingua negli uffici giudiziari, ma prevede anche una serie di norme di attuazione, cioè ha dato la possibilità di creare una serie di norme di attuazione che sono state previste nel DPR 574 dell'88, molto minuziose, che disciplinano la procedura bilingue correttamente. Come l'imputato può scegliere la lingua all'inizio del processo, da quel punto in poi gli atti devono essere redatti in quella lingua, si ha la possibilità di una traduzione simultanea o differita. Tutti gli atti che non rispettano queste regole sono nulli e si tratta tra l'altro di una nullità assoluta.
se c'è qualche giurista all'ascolto, sa di quello di cui parlo. La nullità assoluta è una nullità che si può far valere per tutto il processo, ok? La nullità che prevede il 109 che abbiamo detto prima è una nullità, diciamo, che ha una durata temporale più breve, a regime intermedio, diciamo noi giuristi, cioè oltre un certo periodo, oltre un'accesa fase del giudizio non si può far valere. Ecco, invece, vedete, il Trentino Alto Adige ha previsto qualcosa di più rispetto all'articolo 109 della Costituzione. Gli atti redatti non seguendo queste forme sono nulli, e sono nulli, possono essere dichiarati nulli in qualsiasi momento del processo, anche la Cassazione. Lo può anche alla fine, anche l'ultimo giorno del processo, può dire: 3 anni fa ti è stato notificato un atto che non era nella tua lingua minoritaria, quell'atto è nullo. Ok? Ed è una importante garanzia. Sul piano organizzativo cosa prevede lo statuto, da cui possiamo copiare lo statuto del Trentino Alto Adige? La creazione di sezioni giudiziarie bilingue. Avvocato Bonesu, Sì, domandi scusa. ho quasi Grazie. finito. Recording is on. Anche la traduzione è specificamente, sono previsti degli albi dei traduttori e le spese sono poste a carico dell'amministrazione regionale, cioè non bisogna aspettare le autorizzazioni del Ministro della Giustizia, invece sono degli albi di periti che sono retribuiti, per cui sostanzialmente, e poi c'è un meccanismo, è previsto un organismo di vigilanza paritetico composto dai rappresentanti dell'amministrazione giudiziaria e della regione, che serve proprio a monitorare l'applicazione di queste norme linguistiche, risolvere anche i conflitti interpretativi e man mano che questa disciplina si evolve proporre delle misure correttive. Quindi la vicenda della lingua sarda nel processo penale mette in luce una distanza tra un riconoscimento di un diritto e l'attuazione concreta di questo diritto, perché la legge del 99 ci ha dato la possibilità di esercitarlo, ma questa possibilità è rimasta inespressa perché non sono seguite delle riforme che avrebbero consentito un'attuazione concreta di questo diritto. Quindi si crea anche sostanzialmente una disparità tra la Sardegna e altre località dentro e altre minoranze linguistiche all'interno dello Stato italiano. Un intervento statutario sarebbe quindi un adeguamento, non consentirebbe solo un adeguamento tecnico, ma darebbe in un certo senso una coerenza costituzionale, che renderebbe omogenee delle situazioni che sono diverse all'interno dello Stato italiano e permetterebbe di dare attuazione alla tutela della lingua sarda, rendendola non soltanto uno strumento culturale, ma anche uno strumento per la tutela dei propri diritti e in primo luogo per la tutela del diritto di difesa. Spero di non essere stato eccessivamente lungo, lo sono stato, però questi argomenti mi infervano, non mi piacciono molto e quindi spero vogliate perdonarmi. Poi se ho detto qualche fesseria adesso Cristina mi corregge. Grazie. Grazie a me da Avvocato Bonesu, grazie a grazie per questo quadro normativo importante meda che ha da motivo di riflessione a tutti. Intendeus a Antonio Ignazio Garau, su titolo dell'intervento suo da essere su sardu in su dominio sociolinguistico della giustizia, barrancoso de trascrizione, terminologicoso e traduttologicoso. Una contesti giudiziario particolare, stabilizia linguistica in suo processo di revisione di Beniamino Zunchetto. Prego, Antonio Ignazio Garau. Grazie, saluti a tutti, grazie ai amigas e ai amigos de ANS per questa occasione. È un'occasione che permette di capire sul livello generale del suo quadro normatorio che ha pintato bene in meta l'avvocato Bonesu e che fu commensando a cavare in Italia l'avvocata Puddu, e questione invece le questioni di applico delle norme e di applico di questo diritto. Dunque, abbiamo comparso con vosaltros
una pariga de slide, de diapositivas chi appo con codrau. Si bidi? Dubideisi? Ehi Antonè, Bene. Si naru ca deo a Paisterri su tempus chi mesi indittau una ragionata profende a sartai intra de chistionisi de linguistica giudiziaria o linguistica forense, come te si narada, però in prassenti chistionisi de politica linguistica, chistionisi de sociolinguistica e accabendidda finzas accinnendi a chistionisi de coscienzia identitaria commente a sardus. Questo adesso è un pacchetto binario su surcu in noi a provai a andare. E poi comenzai con quistionisi de politica linguistica cappiata finzas a su si balli come a sardo dei diretto nostro su deo si faccio e da faccio a me tutto una prima pregunta. Poitta su sardu in s'amministrazione pubblica come te preferiu de sa lei 472 banda bene e se traballendi già de oramai più de 20 anni o tu fai entrare in s'amministrazione pubblica. Poitta s'intrada de su sardu in scola banda bene e in noi se traballendi de di ora con difficoltadisi e barrancu mannus, ma est reconnottu e preferiu sia da dessa 482, sia da dessa regolamento de applicu dessa 482, che è su DPR 341, 345, scusate, su 2001, e sia da dessa lei regionali 22 su 2018, che ha reemplazado sa lei regionale 26 del su 97. Dunque, su sardo in amministrazione pubblica banda bene, su sardo in scuola banda bene, su sardo in organo de informo puru banda bene in meda, la vai staccanta de bessiri si istruttoria dell'ultimo bando imprentas, ad bessiri in custadisi. Su sardo in cresia anda bene, scideus che in cui pure duate difficoltadi, scideus isarrellatas che teni di successo sa conferenza episcopale sarda con i dicasterius de su Vaticano che si incurata de s'inculturazioni de sa fidi, estanai de sa spracidura de sa fidi, e a pago 2 eus arribendi, però ricordai sia che oggi se uno preti vuole fare una missa in sardo, tu deppi da autorizzare su piscamu, monsignori innantisi. Teneus sa possibilità di si mudare su nomini. Se a me non mi piace di su nomini Antonio, che mantivosto babbo e mamma, tengo sa possibilità di andare anche su prefetto e di dinare su nomini mio esti Antoni e tu posso mudare. Teneus sa possibilità di imparare su sardo in sa carriera toponomastica, nominis de locus, de bias, nominis de biddas, coronimus, nominis de zona, e questo è preferito dessa lei. Tutto questo banda bene, e su sardo in sa giustizia no. Sindiocaisi i spagus che fu da raccodendi s'avvocato Vudu, no? Salvatore Meloni, Dottore Meloni, e pagus atros, da un di conto la vai 3 o 4 menididus de una mano, de su sardo e su dominio sociolinguistico della giustizia non di chistionata nemmus. Non si di chistionata a livello de lei, dovete scegliere una riga e mezzo che narra da caballi, normas de
l'articolo 109 del suo codice di procedura penale, che fu da raccogliendo sia Savocao Bonesu, non si questiona a livello di politica linguistica, non di questiona delle istituzioni, sì? E ottento, pensai a su che una rendesia, scetti un esempio unico, e sottolineo saggettivo unico, a livello statale d'Italia, de apertura del suo primo, che è stato fin s'ultimo, voi moi, sportello linguistico in sa procura della Repubblica de Aristanis. Aperta questa esperienza e serrata questa esperienza non si questiona, nemmus un questione. Eppure, Sinaru, che non c'ha in terra nostra, in Sardegna, reatto penali, in noi non di essere appillus a lingua sadra, ma non penseas a reattus desartu, a cosas intra de massaius, pastoris, laccanas de cungiaus e tancas non rispettaus, fura de bestiame. No, se questione di pinzas de reattu fattus dei zughitu biancos, i colletti bianchi. Non c'è di reatto de concussione, corruzione, reatto su chi uno narra da mai cintra sa lingua sadra. In noi sa lingua sadra non di essere appillo. Ma voi ta gusto, ma non c'è ste desi spantai. Poi te caseo in Sardegna. Sa giustizia che si incura del suo perseguimento e si scomprò di questo reatto e del suo perseguimento traballa in una realtà bilingui, a due lingue, in tutta sa Sardegna. Poi che in Gaddura duesti su gaddureso e s'italiano, in Tattari duesso tattareso e s'italiano, in Salighera duesso catalano de Salighera e s'italiano, in Carloforte e Cadesedda dueste su da Barchino e s'italiano, ma in tutto l'altro luogo de Sardegna duesso sardo e s'italiano. Beh, non si questiona di giustizia e pure sa macchina sul sistema della giustizia deve fare sconto con questa realtà di bilingui in noi traballano. Eppure sa sentenza della Corte di Cassazione numero 51.802 si narra che sul cittadino italiano che fa parte di una minoria riconosciuta a intro di ogni procedimento pubblico che tu pertocca, sia da legalità amministrativa o giudiziaria, penali o civili, teniti sul diritto di essi interrogati o esaminati in sa lingua materna sua, in sa lingua de brazzou, sa lingua de ditta, e teni sul diritto di ottenere su verbali scritto in questa lingua. In pruso teni sul diritto di arricchire furriauso in questa lingua appena de annudai de torrai annuda su procedimento esatto su chi di pertoccata. Ma eppure teneo questa previsione, tu fu la raccogliendo se vocao bonesu, ma de giustizia, de sardo in sa giustizia non si questiona. Ma non basta. Questo dusatto, da diligius avocao bonesu, teneus s'articolo 109 del codice di procedura penali, ligei sia scetti s'ultimo comma, che è su comma 13, che narra che il disponimento su di questo articolo s'arrespettata appena de torrai annuda su processo. È vero che commette funende s'avocao bonesu est un torrai annuda temporaneo, poi basta a rispettare questa norma e s'annullità s'assentala. Però è vero pure che questa è una norma potente, forte. Bollunai e sciu su che se unende che questa è la norma de amparo più forti che teneu su menso ordinamento giuridico può amparare sa lingua sarda cosa nostra. Eppure
e questa è una delle cose più forti, sì? Io da servire in meda e non pago, sia da por riconoscimento dei diritti del nostro sardus, a imparare su sardo in sa giustizia, ma meda, io da servire a suttenzia de a intro dessa macchina dessa giustizia. Chi funtis i magistraus, i giudici, i pubblico ministerius, i operatori de polizia giudiziaria. E s'avogado bonesu s'ha arragodau ed non è che arriba da sun prusu i giudici e pubblico ministerius. Ia da sreviri a issus, cadegando di essi da pillu su sardu e tornai che in ogni procedimento due de mesus a lingua sarda, noi scinti ai tammanus iettai. E sicuramente nostra macchina organizzadora non è pronta, sa giustizia non è pronta, non ha cancellieri, non ha operatori di polizia giudiziaria, e ta fainti circa a su popolo maresciallo X Fullanu o a su popolo ispettori Y a Sudalli o a su sovrintendenti Z, no? Chi scintica è sardofono, che conosci chi stiona su sardo, e doponita fai fainasa chi su personali della polizia giudiziaria con tutto il rispetto non esti formata e preparai po' du fai. La polizia giudiziaria, appunto, investigatori bravi su scientifici, su doveri in solo, scruccullatori, iscumprote, pessigiti, faintesi scruccullus, ma i tanti scinti del suo tramuto di un'intercettazione telefonica a su scritto, dessa lingua fuedata a su scritto. I tanti scinti dei variedades linguisticas diatopicas in fuedu denico che teneuso in Sardegna. I tanti scinti dell'International Phonetic Alphabet, SIPA, che può essere utiloso e serbidi, sapannai su poita. Ad ognuno s'arti sua, sa macchina non è pronta. Beh, teneuso tutto questo bisogno, tutte queste quattro cose che sa paragonare, ma adesso usardo in suo sistema della giustizia non si ne questiona. E come sapunau, il suo dominio sociolinguistico della giustizia due teneuso oi sul livello di amparo più forti dei diritti linguistici della lingua nostra. Ecco d'articolo 109 del suo codice di procedura penale che fu da raccogliendo sia s'avvocato bonesu. Ma agimmai nemmus d'usciti, e dunque s'acciati un problema di informu, e in pagus, troppo pagus, ischifunti merisi del suo diritto, si indiballiti. E come questo spago puro chi d'uscinti, che è un diritto in solo, deciditi di dover rinunziare. Pone un montone di ragioni, apposta si provano da accennare all'incuna. Non gusto a livello generale, se avvocato bonesu una rata non sei pronto, su sa macchina non è pronta, manca te uffizius, banda bene. Due finza sono un montone in mano de barrancos, certo, sa formazione del suo personale, giudici, magistrati, cancellieri, operatori della polizia giudiziaria. Ma quando ascoltaus intercettazioni telefonicas, intercettazioni ambientali, o quando de peu tramudai s'intervento di un testimonio in un processo, da sul livello de soralidadi a sa scrittura, de pesi sciri che in Italia a mancada un protocollo standard de faina, un protocollo operativo. La vai che ad ogni procura, ad ogni tribunale vai da conca sua e lassa fai a conca degli interpreti e traducitori o degli ispettori Zuddas o del suo commissario Mrajai che si incura di questa cosa. Non c'è un protocollo, non esiste una linea di inditto operativa.
da Fruniu una vago tempo sai mui sull'Università di Calabria con professore Luciano Rommitto, che è uno dei più grandi esperti che teneus in Italia de linguistica giudiziaria, ma non è ufficiale, è un protocollo che ISO ha proposto ai tribunali, ai operatori, ai magistrati, ai traducitori, ma non è una cosa ufficiale. E dunque si manca sul protocollo. E come tu tramudus a lingua sarda in sa scrittura? Du scriu a rispettendo su standard o documento su investita de sa regioni, in LSC, lingua sarda comuna, o du scriu seguendo sa regolas de sa norma campidanesa approvata sa maniera ufficiale del su Consiglio Provinciale de Castello in su 2010. O du scriu imperende sul repertorio grafemmatico sperimentale che hanno approvato sa regioni e su universitati de Castello in su mesi da lampada del 2022, 3 anni ai moi. O iscrivo dotto in International Phonetic Alphabet, però è uno strumento di rimmica, poi scrivo un'ora di lingua fuordata in IPA, c'onti 40 ore di traballo. Come ti scrivo? In noi è l'assau da un'aro a intelligenza o a sudontimini, dunque in italiano al buon senso o a suscimprori, de ispoverus, trascridoris, peritus, consulenti tecnicus, operadoris della polizia giudiziaria che si incurat. Deu si naru come mi sono comportando deu su 2006 a oggi. Sì, mi pare di comprendi che si imputava era da su cane e scorcato a sutta de sufrore o sa cosa che era fatta gai, deu si tu scrivi in LSC. Mi tu precontidi o non mi tu precontidi? Se mi pare di te comprendi che si imputava o si interessava n'era da su cane e croccava sutta de sufrori e sa cosa bolli fatta ici, deu si tu scrivo a rispettando sa regola de sa norma campidanese. Ma donai attento, è uno sciopero mio, se ho deu il sciopero de fai aici. Poi moi, po' 18 anni, 19 anni, mi sta andata bene, mai nemmus a pesare una chescia, ni i direttus interessaus, imputaus, indagaus, e ni manco sa polizia giudiziaria, e ni manco i giudici, e ni manco is procuras, is publico ministerius, ma deu mi seu autoregolamentendi, mi seu già questa norma de comportamento che è custa che sa punà. Ma poi non tengo inditto su differenti, mi su depo inventai. Questo funtesi i barrancos de trascrizioni. E in prusu, avarrendo in sa trascrizioni, sì, in una intercettazione ambientale, deu intendo mrajai, ma deu scriu mrajai o du normu e scriu margiani, commenti ad avolli scritto, a norma. Deu scriu margiani, m'attrivu e mi permitto de normalizzare sa scrittura del su sardo, ma a conca mia. E attenzione, mi lasso su s'idea de manigiai SIPA, International Phonetic Alphabet, e dunque sa de scrivere mrajai, quando mancai sa questione de su mrajai, mi srevidi può ammostai una cosa accappiata e strinto a surreatto. Perché se nunca se la vai a scrivere in IPA uno di essi macco, ma è sicuro deu essi scritto in IPA, ho scritto un libro de dicius, de 450 pagine in IPA, ma i giudici e su pubblico ministero e i partisi del suo processo, da comprenditi. Però attenzione, quando è preciso a tornare in su scritto
i frasias prusu de importo, chi di ponti fai bessia un innocenti de galera, o ci du ponti gettai, poiché che sono delinquenti de prima categoria, cussas da scriu in International Phonetic Alphabet. Ma questo protocollo operativo che sapo muy pintau a sall'estra este su protocollo operativo de questo imbecilli de trascritore interprete che è Antonio Ignazio Garau. Barranco su de terminologia. Non teneus ancora, e si spera esti da fazza nasci, una enti, un istituto, un organismo, una commissione, una rete di superiolesi, de normazioni o validazioni terminologiche e non teneus un glossario, un repertorio terminologico dessa carrera giuridico-giudiziaria e prospaga ancora dessa carrera giuridico-giudiziaria penali. Io sono 18 anni facendo questa cosa, questo traballo, questo servizio. E mi doseo che è in progress, mi doseo fra i gente deo un glossario, un repertorio terminologico personale. D'ognotta chi mi nasce di saduta, deppo furriare un avviso di garanzia, deppo furriare una sentenza, notificare un fuedo tecnico, un termine. Dudengiu in lingua sarda, un fuedo che mi torre del suo concetto di notifica e notificare, mi castiu uno 18-20 vocabolario su e scrovesciu che in lingua sarda teneus su fuedo intimai, che non puoi nai intimare in italiano, in sardo intimai, bollinai notificare. E in sarasa, commenti a de verbali a suffisso zero, cioè sena de suffisso, dopo sunai che la notifica è stata effettuata, naruga si intima d'antifatta. Ma attenzione, chi ne esti Antonio Ignazio Garau po proponni questa genia de Severus? Serbidi un istituto, un organismo a San Posta. Poiché che non se usa a rischio de suboi nara corrudu a su moventi. Ita poi nai suoi nara corrudu a su moventi, ma sta contessio de itandiciu, de iscriri ca sa furriatura in sardo de sa sentenzia bolli fatta intro de tali di e s'indiscida la uno collega e prusu de uno collega e minata ma voi scrisi furriatura, ma voi hanno scrisi traduzioni, non deppi timmi applicare su fuedu traduzioni dessa lingua italiana che voi arriba da sul latino gusto e quest'altro. Banda bene, dopo severà furriatura, tu minare traduzioni, banda bene. Ma chi ne sei devo proponni furriatura e chi ne sei se tu mi proponni traduzioni? E scoperreus che su proprio collega che minara tu de pipponni traduzioni e non furriatura a s'assicurazione di questa macchina che da quando si prima da sa polizia o i carabinieri si dinarau su tutto canto in lingua sarda assicurazioni dai vizi a Bidovrana, dai Usacchi a Maracallagonsi, no, issu dinara da s'assicuranzia. Mantiposto sa contravvenzione, sa polizia stradale, ma posto contravvenzione che teniu sa assicuranzia scadita. Ma quando mai disintendio assicuranzia in lingua sarda? Ponai l'assicurazione della macchina. Comprendesi ti onai su boi nara corrudu a su moventi. A manca da un'autorità, di un organismo che ponga in condizioni su sistema della giustizia devenni un glossario, un repertorio terminologico e pongia in condizioni si sardo su ma vinza ai giudici e magistraus e tutto desindipodi serviri, desindipodi balli. C'ha questioni de traduzioni, de traduttologia serius.
E noi a Ragodu, a me e a tutti, e ai amici su de Ansi, che punta scurtendi, e i avvocati, quando noi si poteva su una faina de furriatura, de traduzioni, noi vero che furriamo su de una lingua a un'altra lingua, de su sardo a s'italiano, de s'italiano a su tedesco, a su francese, a s'inglese. No, si furria da una lingua cultura a un'altra lingua cultura. Che non basta is automatismo su denai tavolo, in satro di narau mesa, finestra, fentana, penna, pinna. Non basta. Poi in ogni lingua duad una cultura a pavasa che in seculus con su tempo su da produsia questa lingua. E in saras comenzaus a cercare un pacchetto di spesa su prato e si faccia una pariga di esempio su può essere più chiaro. Meni linguas a meta, dunque se non è una cosa sarda, teneus una forma particolare di ironia che dinanta in fueddu tecnico antifrasi e i testi antifrasi. Esti de fueddai assumbresi. Su dennai un'idea, su espressai un concetto, non rende però su concetto assimbresi. S'antifrasi, voi si comprendi, è cussa che a noi su sardo, su da quando uno si fa da sposo, si coglia da con tua femmina bella, ti narà su alla, soco punto votara, o i soco sa spina ciacattau. Diseo su una rendica, teni di uno strobo a sa fista, ma bolle un'ai in feccia se che ti scioparau, bene in meta. Si deu in un'intercettazione telefonica, intendo doiando correnti, secondo s'operatori di polizia giudiziaria che trascridi o che appronta da su brogliaccio e descrida su magistrato ci vado di corsa, ci vado in fretta, rapidamente, non fai di sa valutazione che doando correnti deni sentito letterali, poi ti cadete in giù spedio de duandai, o si assimbresi, non mi importa, non devo andare, non devo andare, manco morto, e se uno mi narra del suo telefono e poi ti grasi non duanda a salutare e a sudarli, ehi, a barra dita là, comincia a andare duando correnti, o in naga non devo andare e non duando mai. Ma scidesi canto in italiano fischi per fiaschi, allo voci vudda si ligidi in diessi tappillo, canto cose se diessi tappillo, menis processo, penalisi. Si deu seo pensendi e ammenazzenda a callincuno, po venganzia, e dunque se miollo vendicai. E dinaro, là, se da contesse cusso gente di capo a die sopi, grasi. Io non posso scrivere domani conoscerà una bella giornata di sole. Poi ti devo contestualizzare e devo comprendi che poi nai che si da fare pagai e du scudo o du boccio. Questa è santifrasi. Ma sta contessio in Aristanesi, con uno giugi non sardo, una pariga di anni a oggi, de deppi fai a interpreti, dunque ricordavo su queste interpretazioni esti sa faina de torrai a livello de sorallidadi di una lingua sacra, sena de du scrivi, de deppi interpretai a una persona anziana, sardofona, che s'italiano non riusciria a questionare. E su giugi da domandavo, anzi, domandavo a Mimmi, a preguntare a Mimmi Garau, chieda al teste per cortesia se si salutavano, se si vedevano, se si incontravano. E dopo tornava con il zio, dopo no, scurti do zio, ma s'abitta ianta, si bidianta fatto, si saluta ianta, e con il zio mi narra, e l'uno tu saluta ia. Non posso tornare a soggiungi. No, non ci salutavamo, non lo salutavo. Poi t'avevo antifrasi con suo zio, Bolianai, ma certo che ci incontravamo, che ci vedevamo e che ci salutavamo.
non sciu che si è chiaro, i tabolunai, sa furriatura si fa di non da una lingua a un'altra lingua, ma da una lingua cultura a un'altra lingua cultura. Ed è espressata idiomatica, se andiamo leo su questionai, a Sallestra, che si c'arranesce di savogata pudo a risolvere i problemi, interbeni dissa. Pensai a commenti si narra da quando uno volle di frigai a un'altra persona, ma quando si indaccata e non ci arruidi in sa trampa, no, non ci arruidi in sul lazzo parau, no, su narau su in satruca là. Isabella Attore mi lì a bende un telefonetto di 2000 euro su, ma no che mi duce via da a 500, so che ha avuto un affare, ma mi dà in cannucata e non si dà comporao. Si dancannugai, letteralmente l'ho infilata nella conocchia, proprio pigai figo morisca, po segai vira, po segai figo morisca. Questa stessa espressata idiomatica che tenevo su lingua sadra, ponnai, non ci sono cascatto. E in italiano? In italiano, su proprio concetto, si narra da con ho mangiato la foglia. Ho mangiato la foglia e non ci sono cascato. E ma devo posso tornare in sadro che ma può a pausa folla? In sadro, ma può a pausa folla, non vuoi andare in nuda. E sono scimprori. Fai da ridi. Hai già tutto commenti in italiano, Sinaro che volevano spacciarmi per un affare, questa cosa, ma l'ho infilato nella conocchia. No, poi na in nuda, che un'espressata idiomatica nasce intro di una cultura, da poi torrà in un'altra lingua, scetti con un'altra espressata idiomatica, ma non uguali, torna da suo proprio significato, ma è differente. In noi in Menividas dessa provincia de Ristanis, a pago dretto de Ristanis, in Girio, quando callicunum mischinus intende mavi est accanto a desilassai, accanto a morri, no su una rausa est accanto a spacciai sturras. Ma se da un aro che sta per terminare in mestoli, ita bollunai, fai di sciasciai s'arriso, est un scimproli. E su zio mischino est accanto a spacciai sturras. Una rausu meda in bidda puru. Saras, deo posso torrai in s'altra lingua cultura spacciai sturras, terminare in mestoli, con tirare le cuoia. Poverino, sta per tirare le cuoia. Ma in sadru tirai scorria se non puoi andare in nuda, poiché in sadru tirai scorria se di una rausu spacciai sturras, terminare in mestoli. Se narro questa cosa che mi sta contessia di Averas, non si poneva a ridere, però è sa verità di santa. Uno zio fu in macchina con sa popidda e vidi un paperi a resciu messo su streci in vitro, su tergicristallo. E di nara a sa popidda, e ta cos'è questo biglietto? Ah, boh, non uscivano. Arrozzava vago che di un traus. Adi arrozzavo sa macchina, se frimavo 10 secondi. Ho visto andare a cavata, andare a piccare questo biglietto e danno. E ta cos'è? Su video che fu guidante. E ta cos'è? Una multa esti. E cudducunno. Non mi si agattavo meno condizioni, sì. De torrai a un collegio giudicanti, de giudici, chi non fu anta sardu, su, non di duia da mancuno sardu, de iscriri accidenti per bacco. Ma den giovinza su doferi de dispiegai a su giugi chi non è sardu, che questo è cudducunno est una locuzione interiettiva secondaria dessa lingua sarda, che in questo contesto è espressata disappunto e rabbia, arrennego. Antonio, scusami, devo andare alla fine. Nunca non può dare Cristina. Eia, a capo diritto. A poter più spiegare i testi su concetto di sorge, i simpreo civico, gli usi civici. Mi cattreo là una macchina, un altro zio interpretao.
trebbiato, il lavoro della trebbiatura, no, mi ha travolto una macchina. Sudalli fu di scravistao, cioè senza cavezza, cioè senza regole, senza freni, e ahí ci si ghendi. Teneu su dunque sa finza sa barranco su tradutto logico su, e poi accabai la vai deu ponge a disponimento dell'Assemblea Nazionale Sarda questa diapositiva si dolligei bosatro su processo di revisione del Ziu Beniamino Zuncheddu. Sinaru scettica sa lingua sarda estetia de importu sia da mensa circa de sprofasa e sia da in su dibattimento. La vaiga non dusciu sena de lingua sarda ed esperto de lingua sarda commenti adesso andau questo dibattimento. Poi tagaduia da un montone de altros peritus e carabinieri che non di boganta paesi con le intercettazioni, non di boganta paesi. E in su dibattimento su chi dati bogau de gallera a Ziu Beniamino Zuncheddu, quando su procuratore generale dati interrogavo in italiano e sa corti de appello de Roma dante interrogavo in italiano, isso si abbuttonau e non annau nulla. In cui attento un'idea intelligente su presidenti de Sacorti che hanno garau profita ad interrogare Fostei con ispregunta nostasa mensa lingua de Fostei in lingua sadra e in cui si sta aperto su mondo che in cui su testimongiu ha declarau sa veridadi a pustisi de 33 anni una rendi che hanno dia connotto, che non fu verus, che dia connotto a Ziu Beniamino. Tutto questo grazie a sa lingua sadra. Ligei sia in noi sattiu, commenti a pusterriu saverizia, in noi sappo posto sindici de saverizia cosa mia, e de pesi scirica commenti a depositau sarrellata per i talli, a pustisi de una che disi, 535 pagine, sa Corte di Appello ha descritto ritenuto che la nuova prova rappresentata dalle intercettazioni ambientali e telefoniche trasmesse dalla Procura Generale di Cagliari, trascritte e tradotte dal perito Antonio Ignazio Garau, costituisce un elemento di rilevantissima portata. Agabai situ dell'Igi Bosatro con calma e te succediu che apposti da una pariga disi Ziu Beniamino Zuncheddu prima ancora di essi assolviu ma di tanti bogau in lettura de presoni. Questo è un nutretto de ordinanzia de sospensioni l'estra immediata de sa pena con Ziu Beniamino. Questo ordina allo Stato la sospensione dell'esecuzione della pena e ordina l'immediata scarcerazione. È bastau su deposito de sarrellata per i talli, poi ottenni questo ordinanzia. Su processo andava innantisi e infinis a Ziu Beniamino dante assolvio. E tutto questo grazie a sa lingua sadra, sia da poi sprofasa dell'innocenzia sua e sia in suo dibattimento. A cabo Isabella la rendisi gusto. Itta poteu fai Povonni e sardas e sardos in condizioni de si balli dei diritti linguisticus in solo. Primo de tutto campagnas de informo. E un arrollo de primori de importo umano dudeniti savogadas e savogaus. Però tocca da due grei non tengo molto tempo de si va a comprendi tollo nai quando scrivo che tocca da due grei, bisogna da due grei. Ma sì, in ogni ordini dei savogaus, quando arriva su clienti, savogau, come meta savaint, tu fai di savogata pudu, quando ne hai una. Savogau di nara, da scurta, come ti affrontavo su questo processo, in sardo e in italiano, già se su fadendi un'opera di informo. Ma non depitessi savogau su scetti, depitessi sa regioni che fai di un'opera di informo in conto del suo diritto dei sardus, dell'esercitare, dei sindiballi di questo diritto. Su de dus, la vaga scadio sovrano de politica linguistica becciu dei 5 anni su passato e in moi a me che te ne descrivo uno nuovo.
sa regione, a me che tende a prontare uno no. Ma io leo questioni dessa questione del suo sardo in sa giustizia a livello de AINA de pianificazione linguistica uru e stanai da sabolleo ponni 7-8-10 pagine se men sovrano de politica linguistica no. Podi di sa regioni con sa presidente, con sa assessore dell'istruzione pubblica, a si cassai a dottori patronaggio, a su procuratori generali, a su presidente della corte di appello de Castello e a Dinai a scurta, poneus i sardus in condizioni se desiballi dei diritti linguisticus in solo. Tocca a dover finire questo. S'altra questione però, se non piove governo ladro, no? Vari che essa nece dessa macchina dessa giustizia o dessa regioni e a cabo. S'altra questione è se de avettai chi sia da sa giustizia o chi sia sa regione o sovrano de politica linguistica che deve usarsi nos e tutto scidendi che teneu questo diritto de domandare de sindipoti balli. Poiché è inutile chi deo dusciu ma non mi ballo. Deo in moi se avvetendi e a capo di afferasa andi buscare un'altra contravenzioni che se ho 3 o 4 anni cercando di buscare contravenzioni e dunque se ho messo procedimento amministrativo può di domandare de minti mai su verballi in lingua sadra voi testo un diretto cosa mia due fidi di articolo 6 della Costituzione due fidi di una sentenza della Corte Costituzionali, due fidi con la sentenza che sappiamo stare innanzi, che sa mamma è l'avvocata Cristina Puddu, della Corte di Cassazione, e ancora se non ci si arrannesce a domandare a uno poliziotto, a uno carabiniere, a un ufficio urbano, de mi pone questa contravvenzione in sardo, che esti un diritto cosa mia. Scusai se mi sono ostentato, tenevo un montone di altre cose, se devo pongere a disponimento di Hans questo spago slide che ha approntato, li Sidas, se ho a disponimento po' grarimento sia da pustisi o se nunca si scrive in mia, si alcuna cosa non è chiara. Grazie. Grazie a te Antonello, grazie a Meda per questo intervento bellissimo, non si dispiace a Meda a te posto presse, l'argomento è bellissimo e chi è meglio di lei in questione pratica non si può spiegare tutta questa questione ha sottolineato a maniera chiara a Meda che le sono queste difficoltà è vero che si ha tanta e finché queste possibilità e così serrata scomparzia dei dottor Hans deve cominciare dai nosos abitudine de non si de conoschi sul diretto nostro e de non si do spiegare prima di ieri Savaraula e grazie a Finzes e Antonè posso traballo umano che ha sposta a disponimento de Hans andaus a fare un bel impreu e a ricordo Finzes questione zuncheddu Hans in faulas che si stento un mese gomino ristanisi ad ingortu s'affirmas ad aderio a già una mano in questa operazione trasversale importantissima s'avvocato Boneso dischidica il sicuro è stativo in questa questione poi una proposta di lei, poi un giusto riconoscimento a sa vittima della giustizia che vale un ossimoro ma non due este e è importante si può si capita da con un luogo magari due sunti banchito sono sicuro da concordavo 3 diese che è una causa importantissima che per tocca a tutto Enzo. Posso aggiungere che io posso anche autenticare fuori dai banchetti, quindi se qualcuno volesse firmare mi può anche contattare privatamente. Grazie, è una cosa da importo. E prima ancora di dare la Cristina che pare de causu risolvi questa questione, a sos avocados chi querente sos creditos, sa pregunta è scusta. Qual è la norma del codice di procedura penale che consente all'imputato di poter essere interrogato in sardo? Torno a narrare se ha risposta a questa pregunta, tocca scrivendo una mail con su numero, su Zambenau, su foro di appartenenza che chi sia può fare questo, può ottenere questo credito
e si manda a info@assembleasarda.org. E come andavo a Cristina. Prego Cristina, torno a Grazie. leggere il sottotitolo. Sì. So s'acontesse dessa limba sarda in su processo penale italiano des annos 80 a ove. Prego. Il titolo è quello, il mio intervento adesso sarà un po' più sintetico per chiudere presto, perché avete detto tanto, avete già detto quasi tutto. Io insisto, mi affianco a voi nel dire che effettivamente la speranza e lo strumento è quello di utilizzare il sardo il più possibile, perché comunque la spinta anche per ottenere uffici, per ottenere risorse, per ottenere possibilità di formare gli operatori che devono essere dedicati a questo tipo di attività, deve venire dal basso, deve venire dall'utenza, dall'utente finale, ossia nel processo l'imputato cosa deve fare, come può fare. Sicuramente deve partire dagli avvocati. Io ancora mi meraviglio che dopo 10 anni dalla sentenza della Cassazione, la sentenza che ha portato a un cambiamento di rotta nella ritenere il sardo una lingua anziché un dialetto, come era stato fino a quel momento, e quindi ha dato la possibilità a tutti i cittadini che si interfacciano con la pubblica amministrazione, quindi anche con l'amministrazione della giustizia, in qualunque ambito, questo scrive la sentenza, in ogni procedimento pubblico in cui lo stesso cittadino sia interessato, sia esso di natura amministrativa o giudiziaria, penale o civile, tutto questo deve venire da un'informazione corretta, un'informazione precisa, puntuale, continua, che soltanto gli avvocati possono offrire ai loro assistiti. E allora perché, come mai solo io devo fare questa attività? Ci sono tanti colleghi che ormai devono conoscere questa possibilità, questo diritto, non è una possibilità, è un diritto quello di utilizzare la lingua sarda nei processi, in particolare nel processo penale, dove c'è anche un'immediatezza nell'espressione, nella comunicazione. Non mi capacito di questo, quindi spero e vorrei che da parte di tutti quanti, anche voi che adesso siete avete partecipato oggi a questo incontro, venga questa spinta, questo stimolo a utilizzare la lingua nel processo. In che modo però? In maniera precisa, in maniera efficace, perché non è sufficiente dichiarare di voler utilizzare il sardo. Come ha ricordato benissimo l'avvocato Bonesu, si è arrivati a questo e all'affermazione poi con la sentenza della Cassazione che ha fatto da apripista in questi 10 anni all'utilizzo del sardo nel processo, è necessario allegare alla dichiarazione di volontà circa l'utilizzo del sardo nel processo anche la delibera provinciale, la delibera del Consiglio provinciale che riconosce in qualche modo la territorialità, come stavamo dicendo, ossia il fatto che quel determinato comune, quindi il cittadino residente in quel determinato comune che ha fatto richiesta al Consiglio provinciale di ottenere la delibera che lo riconosca come territorio nel quale viene a essere applicata la norma del 1999, tutto questo è un passaggio complesso. Quindi una volta che quell'imputato, quella persona che ha a che fare con l'amministrazione della giustizia, vuole utilizzare il sardo nel procedimento, intanto bisogna vedere se un cittadino sardo che risiede in quel determinato territorio al quale è stata riconosciuta l'applicazione della legge del 1999, perché non tutti i comuni della Sardegna hanno questa come dire, questo riconoscimento, hanno fatto questa richiesta e i comuni e i consigli provinciali hanno potuto deliberare in merito. Anche in provincia di Oristano, non tutti i comuni appartenenti alla provincia di Oristano possono usufruire di questo. Perché? Perché anche qui viene comunque in evidenza una volontà politica, una volontà anche di carattere identitario. Perché non dobbiamo essere tutti quanti messi nelle condizioni di utilizzare la lingua sarda nei processi
soltanto perché è mancata la volontà politica di effettuare questo procedimento di tipo amministrativo, politico-amministrativo, quello che è previsto dall'articolo 3 della legge del 1999. Quindi mi interessa, e spero interessi anche voi, il fatto che al di là di quello che è stato l'excursus, che è stato un excursus anche travagliato, perché fino ad oggi state dicendo, state mettendo in evidenza quali possono essere le lacune, le carenze, le mancanze in un'applicazione vera e effettiva di questa norma. Mi interessa che veramente ci sia un numero sempre maggiore di persone interessate a questo e che sappiano riconoscere intanto l'importanza identitaria, l'importanza dell'utilizzo della lingua madre in un procedimento che li vede contrapposti all'autorità giudiziaria dello Stato italiano. Ma poi immagino anche che i colleghi penalisti abbiano colto l'importanza di uno strumento di questo tipo, proprio perché, come diceva l'avvocato Bonesu, l'inosservanza di questo diritto, dell'esercizio di questo diritto, può portare e porta alla nullità. Io ho tanti processi che sono arrivati in Corte d'Appello e poi in Cassazione dove sono state dichiarate nulle le sentenze e quindi rimandate indietro con effetti comunque che sono importanti anche in una strategia processuale, in una strategia difensiva, perché sono eventualmente riusciti ad arrivare anche a una dichiarazione di prescrizione. Tutto questo credo che, ripeto, sia anche importante in un'ottica difensiva, quindi difensiva per l'imputato, ma difensiva anche per la norma, perché, come dicevamo, è la stessa lingua, è lo stesso idioma sardo, l'oggetto e il soggetto di diritto nella legge di tutela. L'imputato non ha questa possibilità, voglio dire, che pure conosce l'italiano, che pure conosce benissimo la lingua italiana, ha la possibilità di utilizzare il sardo e questo dimostra evidentemente che alla fine di tutto questo procedimento il soggetto effettivo della tutela è la lingua, proprio come patrimonio della Sardegna, come patrimonio dei cittadini sardi. Questo mi interessava. Spero comunque di non aver portato troppo disagio con la difficoltà tecnica. Era questo un messaggio che volevo comunque affermare, dato che sia l'avvocato Bonesu che il traduttore, interprete Garau hanno Dausperdia, Cristina, non ti intendeus? Pensavo si fosse fermata solo per me, ma no. Si da vaide. Sunt che queria da un'atterumerie, si stau bravissimo tota trese, sunt staus interventos prezioso meda tota trese, est importante averu a tenere un inquadramento giuridicu, biere commente finzas in sa norma, no? Do a problema meda e commente sa norma voi in sa applicazione pode piegare, no? Differentes me spracchiu meda su chi annau prima s'avvogau Bonesu, annau est una norma che anda da intensità variabile, dipende dalla pressione esercitata dalle minoranze linguistiche. Intendere questioni tecnicas est commente sade oe servint a sos attivistas e a totus sos sardos. Po no, non si depende muovere s'animu, non si depende iare coraggio po aberu piegare cuscienzia di totu so dirittos chi deneusu, so dirittos chi deneusu e de non si doso fai balle, che è proprio una questione de stare su mundu con forma a commente seu, senza negare, senza seguire a negare. Mi dispiace me da insomma, non bio Cristina non torno da entrare, però Gionaro si callicuno domando a callicuno de sos presentes si gherei fare callicuna pregunta a s'avvogau Bonesu, a Antonello Garau,
Sidorra, da Cristina. Io spero che Cristina torni, perché una domanda ce l'avevo io per lei, perché lei è effettivamente una delle pochissime che ha messo veramente le mani in questa materia. E io, leggendo le norme, ho avuto l'impressione, non so se Antonio Ignazio sa qualcosa in proposito, che in realtà la lingua minoritaria che è tutelata è quella del comune di residenza, cioè la variante di residenza. Io mi sono chiesto, chi è nato in un certo paese, parla un certo idioma, perché deve vedere tutelato solo l'idioma, la variante della sua residenza e non quella sua di nascita? Per cui volevo chiedere a lei se si era scontrata con questo problema. Tanto dopo ricevuto un messaggio da Cristina, la tecnologia mi avversa, saluta per me, grazie, non mi dà modo di ricollegarmi, tanto non riesce a tornare a collegare. Gliela faccio di persona. Sì. O magari a organizzare che una terapia in anzi da fatto prima con questa questione di Zuncheddu sono passato in Mandriola, ho sentito Sapocau, Mauro Trogu, con Antonello, insomma, questa questione su per toccare a tutto, ecco. Qualcun altro che fare preguntas? E tutto su cui deve pianare Antonello. Io che rientende tutto. Posso fare una domanda a Antonello? Certo. Antonello ha spiegato alla Corte d'Appello di Roma dove si mettono le virgole in sardo. Vai, Anto. Dai, spiegalo. Antonello deve rispondere. No, non è vero. Devo esatto spiegare. In noi si poniti virgola, sa tu curgumenti nanta gudus de sul Louvre che nante furavo a Napoleone isprendas de Napoleone. No, non fu di in noi si poniti i virgola in sardo. È una questione di linguistica testuali, è una questione di contestualizzare. E a un certo punto sa giugi al relattatore e sa corti minanta, ma mi scusi, lei qui traduce cussu, no, cussu è su che è succedio, virgola, cussu antinau, ma perché lei lì ci ha messo una virgola? Questa virgola è arbitraria, permetta, guarda, le rispondo subito, ha ragione. L'ho deciso io di mettere una virgola lì perché l'orecchio, il contesto frasale mi suggeriva che lì ci andava una virgola e dopo mostravo che i frasias si regolare questa questione che oramai in Italia si narra, no? La vecchia porta alla sbarra, no? Do denaro, la vecchia porta alla sbarra, ma caso io sono in Sadurri del martedì, la vecchia porta alla sbarra, non fai da due entrai, perché c'è una vecchia porta che preclude l'accesso. Ma se da un aro la vecchia porta alla sbarra è una beccicetta che porta un canto di uno fusti a codo, un canto di ferro a codo. E c'è tutto il successo. La vai, questa cosa ci applicava pure in mezz'ora. Mi fu toccato a si spiegare che si deu ingunisi e poi in 535 pagine si mi dà una virgola. Si deu inguni decido de ponni sa virgola e sa giugi minerata come mi pone in difficoltà di minerata, sì, ma questo l'ha deciso lei, è arbitrario, dove sta scritto? Non sta scritto da nessuna parte. La punteggiatura da Punau, se uno ne conosce un minimo il funzionamento, sa dove va messa, ma c'è comunque un margine di soggettività per cui se io lì in quella frase con le cuffie alle 3 del mattino ho deciso senza pensarci spontaneamente di inserire un segno di interpunzione come la virgola, è perché lì ci andava una virgola. Ah, vada bene. Poi leggei sia i verballisi dessa sentenza, scusate, non dessa sentenza, i verballisi dell'udienza, del suo dibattimento,
l'unica pagina se questa questione dessa virgola, ma sa virgola fu secondaria, non fu una questione di virgola o del non virgola. In questa questione fu già chiara chi s'avvocò Trogu, Mauro Trogu, con sa procuradora Nanni, sa procuradora generale Nanni, attento s'idea, ma bolli pirica questo cristiano innocente di Averasa. Però donare di suscette, come ti fate io di fare bessissa abilità a posti di 33 anni? Attento, un'idea strafanata, che ha imbuttito del microspias e microfonedus posta sotto dai controllo 4-5 telefonedus, sul Ronin dei carabinieri si fu registrando tutto e desate parau un lazzo, una trampa e disanno, ascoltai a due carabinieri, andai serriai mi dai costomi a posti di 30 anni e dennarai sapenni classica si faceva una ragionata ed è in cui l'intuizione, s'idea dell'innocenza è già bessita con le intercettazioni, scetti con le intercettazioni. Chi antiportava a ordinanza di scarcerazioni, l'estra, di sospensione della pena. Su fatto este, s'avvocato Bonesu si d'un parada, che sa profa, ma che due fessi di bolli confermata in udienza. Salasa, su chi andava in macchina a Sapopidda, con Duzzio, non devi tornare a noi in davanti dessa corti e in cui in italiano nuda, serrao, chiusura totale, a rizzoni, no, nuda, ci capata e socus a terra e non da confermao su chi invece a maniera spontanea, de sei, narrata in una conversazione in macchina senza de pensare di essere registrato. Su presidente Flavio Monteleone, ma no, Garao, Cesti, che da fu noi in Tiria, in Museo Mugni, no, tu sei andato mai a Roma, ha accettato su un carico a condizioni di non mi fai viaggiare. E fu collegato con mente costumeria e tutto, dopo una comandi di su presidente. Senta, lei ha sentito le domande del procuratore Piantoni, le domande della Corte, ecco, gliele rivolga nella vostra lingua. Quando su presidente in Monteleone gliele rivolga nella vostra lingua, dopo o zio a Castiao su schermo e chi è? Saluti, minante Antonio Garava e ceci dopo ascoltiti si è vero su che da connotto a zio Zuncheddu quando ha sparato su fusilata a Conca a Nazio a posti si dà in moto torri di Dannai da già in altre tre volte Dannau in primo grado Dannau in appello Dannau in Cassazione confermi dito zio Zuncheddu condannato questo a Sergastulo e in galera da Varrai si è vero ma se non è vero non era stabilità si indiboga da un peso di coscienza fostei e aggiuda da sa macchina della giustizia e su presidente Garau gli dica anche che non è più perseguibile se anche avesse detto le bugie noi oggi non possiamo incriminarlo per falsa testimonianza Silvina Leca non devo bruffare in nuda ma poitta sì è vero su confermi dito ma se non è vero su poitta si deve portare questo peso e deve fare morire in galera ai customini che non c'entra nulla con questa questione. Ne era detto. Se torna a cavare socoso a Vascio e per Monteleone, ma no, Carao, gli dica di bere un bicchiere d'acqua. O Ziuina, si buffava solo da siacco, mi da buffo devo pure. Devo buffare da siacco, se buffavamo da siacco, ma castiamo in socoso su schermo e manao. Non è vero che fu disso, non da poco notto. In Sadru, Sagrai, Pondifai, Bessia, Pillu, Saberidadi, virgola da Savogao Bonesu o no virgola, è su Sadru, sia da menis intercettazioni e sia da in suo dibattimento. Io credo che se sa lingua sadra la vai, su Beniamino forse si fu ancora in utta. Antonio, questa parte è sempre forte, fortissima.
Giorda Pintesi a pozzi de che ortas e d'ogni otta mi averu arrennescidi a mi fare emozionare, a mi fare pensare meda, a mi fare arreionare sempre, che è una esperienza vero forte, è un esempio potentissimo. Este veramente una situazione, forse de sa spaga, sa, gasi un errore giuridico così, forse in Italia non è mai stato, correggiemi se mi sbaglio. No, è il più clamoroso perché è la persona che ha fatto più anni per un errore giudiziario in carcere. Ecco, podorrare finze a sa iniziativa de ingolle sa firma, sa finze pugussu, no? Beniamino e tottu sas pessones chi due grente ponente sa faccia de Beniamino, insomma manifesto due Beniamino, sa proposta de lei est proposta de lei Zuncheddu, proprio che est emblematica questa storia, è forte meda. Averu vale sa pena de da cumpartire con totus e da fare eschire in tottue, a mannos e a pittios, a mascos e a femminas, ca per tocca da totus sos sardos. Questa è una questione importantissima. Tanto si non cada attera pregunta, si nemmo cheret intervenire, e sa pregunta custa, callecunu cheret intervenire, callecuna cheret fare callecuna pregunta, tanto torrau grazie a meda a s'avogau Enzo Bonesu, a Antonio Ignazio Garau, a Cristina Puddu, s'avogata Cristina Puddu, po s'intervento mancari siat andau ad carrenare ca depeus torrare a concordare callecuna attera cosa po isplicare meglio su tottu sas chistiones e chi sa insomma conosche bene. E grazias a su ordine de a su consiglio de s'ordine de sos avogados de Casteddu po custa collaborazione e a totus sos chi ant partecipau, commente ischidesi aus registrau, sperau de insomma de no aer tentu problemas tecnicos e aus carrigare custa conferenzia su canale YouTube de Assemblea Nazionale Sarda. Grazias ancora po su tempus, sa passione e su traballu mannu chi sei faendo po sa limba sarda, po sos sardos e po essere inoghe cun noso, grazias vero. A mingiu biere. Adios. Buon'ora. Recording has stopped. Recording has stopped.